Oggi vi parlo di un calciatore, non un calciatore qualunque, un calciatore che giocava nella Roma, un calciatore che è cresciuto nelle giovanili della Roma, a 16-17 anni, poi a 20 anni entra a farne parte della prima squadra. Era il 2001, è il giocatore con il secondo maggior numero di presenze, dopo Francesco Totti. Con i giallorossi ha vinto 2 Coppe Italia ed una Supercoppa Italia. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nel 2006. Con i suoi gol ed assist e l'essere romano e capitano di quest'ultima stagione, Daniele De Rossi, come sapete, è amato da tutta Roma per le sue prestazioni, per la grinta, per quello che ha sempre dato nel campo, per questi colori. Daniele De Rossi non è solo un calciatore, ma è un tifoso della Roma. È stato l'ultimo capitano della Roma nel 2019. Per tanti tifosi della Roma lo resterà ancora, perché Daniele farà parte sempre della Roma. È solo chi l'ha visto giocare, e non solo i propri tifosi, oppure gli amici di squadra, ma tifosi di altre squadre, tipo come me, che hanno visto giocare Daniele De Rossi, saprà dire che veramente ha il cuore giallo-rosso, non solo da calciatore, ma da vero tifoso della Roma. Grazie per tutto quello che ci hai fatto vedere con la maglia della Roma. Ci hai fatto emozionare a tutti noi. Ciao, Daniele.